Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito con difesa, ringrazio dell'ospitalità alla scuola del Cerletti e è un'occasione per me anche per presentarmi come nuovo direttore del fitosanitario a voi. Con qualcuno già abbiamo avuto modo in altri convegni di presentarci. E le novità dal territorio veniva richiesto appunto una particolare celerità nella pubblicazione di quelle che sono le linee di tecniche agronomiche e le linee di difesa integrata. Oggi non sono al massimo della forma, quindi andrò in ufficio subito dopo per andare a firmare quelli che sono proprio i decreti. Quindi oggi pubblicheremo ufficialmente quelle che sono le linee di difesa integrata per la regione del Veneto e le linee di tecniche agronomiche. Ci sono delle novità, purtroppo le novità ci sono ma non sono sempre positive, nel senso che qualcosa è calato, qualcosa si è riuscito a portare a casa, diciamo dal punto di vista proprio sul numero di trattamenti e sulle sostanze attive da utilizzare, mi riferisco soprattutto per la vite. Però lascerei dopo al collega Sergio Carraro l'illustrazione di queste novità. Volevo fare un ringraziamento ai colleghi, alla squadra del fitosanitario, perché hanno investito molto tempo per cercare di stare all'interno di quelle che sono le finestre necessarie per la pubblicazione delle linee di difesa integrata, e trascurando quindi altre attività che sono state suggerite da altri colleghi. Ecco, altre cose non ce ne sono, io vi ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro.